Buonasera, iniziamo le interviste con Crovadore del Montecchio Precalcino. Allora, una partita molto intensa. A me è sembrato che il Montecchio sia riuscito a finalizzare e il Montebello, pur avendo fatto tanto movimento, non è riuscito. Non Sì, so se anche te sei d'accordo con questa interpretazione. sì, una partita fisica, una partita intensa, veloce, giocata a alti ritmi. Siamo stati bravi a far sembrare facile una partita che per noi non era facile, perché dopo essere stati recuperati negli ultimi minuti col Sandrigo non era facile di testa iniziare questa partita e per la prima volta da quest'anno siamo riusciti a gestire la palla, a giocare più tranquilli e non con la foga che ci contraddistingue tante volte. E dopo due parole per i due innesti che sono entrati da un paio di partite che hanno cambiato la squadra. Ci voleva una certezza in porta, che un muro, perché tutti quanti i ragazzi insuperabili, e Insuperabile, c'è un poco da ragazzo fare. in difesa che gestisce la paglia, dai ritmi, dai tempi a tutti quanti, e i ragazzi con questi due innesti sono cresciuti anche loro. Come si vede, abbiamo giocato in 9 persone, tranne il secondo portiere, hanno giocato tutti. Ed è una Certo, filosofia che certo, portiamo avanti per far giocare tutti, anche i più giovani, e molto con la gente bello. di esperienza si riesce a far crescere anche i giovani. Sì, molto bello, però sotto la pressione intensa che ha fatto il Montebello per tutta la partita Mm. non siete mai crollati, anche No, questo è no, un no, no. elemento che bisogna tenere in Sì. considerazione e soprattutto sulle realizzazioni, un Dal Santo spietato dal dischetto, ma anche tutti quanti gli altri quando hanno avuto l'occasione hanno messo la pallina dentro, Sì, quindi sì. onore al merito è veramente una prestazione coi fiocchi. Sì. Sta prestazione qua ripaga di tutti i sacrifici che facciamo, perché facciamo 4 allenamenti a settimana, che per la 2 sono un bel numero. Facciamo Pesante. preparazione atletica forte e lavoriamo anche sulle punizioni di prima, rigori, tutto quanto, che a volte non riusciamo. Stavolta siamo riusciti a finalizzare tutte le molle di gioco che alla fine facciamo. Bene, molto bene, in bocca al lupo per i prossimi incontri Va bene, e arrivederci. grazie. Ciao.